Corteggia 1 migliaio di persone per i funerali di Davide e Manuela, la coppia morta nell'incidente in moto a Jesolo. Il messaggio dei figli: ciao mamma, ciao papà, ve ne siete andati troppo presto, non ci abitueremo mai a questo silenzio. Il giallo di Alex Marangon, la procura prepara la svolta dopo il deposito degli esami tossicologici, si va verso l'ipotesi di morte conseguente da altro reato. Bisogna intervenire al più presto per tutelare turisti ma anche lavoratori. È l'appello della CGIL all'indomani dell'aggressione sull'imbarcadero di San Zaccaria. Confermate le zone rosse nei punti considerati più sensibili tra Venezia, Chioggia e Jesolo, in particolare per gli eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni a partire dalla festa del Redentore. Ed è in corso, proprio con l'apertura del ponte votivo, l'avvio del weekend più atteso, quello della festa appunto del Redentore. Tra misure di sicurezza e tradizione, domenica sera la messa in diretta su Antenna 3. La Giunta Comunale ha adottato il piano urbanistico attuativo che consentirà al vecchio nosocomio abbandonato e chiuso dal 2003 di diventare un parco tecnologico per la ricerca scientifica. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli di questa sera, ma apriamo subito con il Redentore, perché è in corso in questi istanti l'apertura del ponte votivo appunto con il Patriarca. La linea al nostro Lorenzo Maier. A te Lorenzo. Eccoci Marta, buonasera a te e ai nostri telespettatori. Sì, stiamo proprio attraversando il ponte, come vedete dalle immagini di Fabio Faliero. C'è il Patriarca che sta percorrendo questo ponte, ovviamente un corteo che è aperto dal gonfalone della polizia locale, quindi dal simbolo della città di Venezia. Vi abbiamo già detto nell'edizione del Veneto che non è presente il sindaco Luigi Brugnaro, ma c'è l'assessore Venturini con l'assessore Mar e il delegato Giusti. Inoltre c'è il prefetto di Venezia Darco Pellos insieme al Patriarca, il questore Gaetano Bonaccorso e Renato Brunetta, che è presidente del CNEL, questa importante istituzione governativa, e presidente della fondazione di Venezia per la sostenibilità. Quindi le autorità sono tutte presenti in pompa magna. Salutiamo anche Don Roberto Donadoni. C'è una partecipazione importante di autorità, sono le prime che oggi stanno attraversando questo ponte. Tra qualche minuto il Patriarca parlerà dalla scalinata della Basilica del Santissimo Redentore e poi il ponte sarà aperto a tutti i fedeli e tutti i veneziani che, lo ricordiamo, potranno percorrerlo da questa sera alle 20 ininterrottamente fino a domenica a mezzanotte. Domenica che, come sappiamo, ci sarà anche il solenne pontificale della Patriarca alle 19 qui dalla Basilica, che trasmetteremo in diretta. Quindi siamo proprio, Marta, nel pieno, nel vivo dell'inizio di questa festa. È anche molto significativo il percorso che stiamo compiendo. È bellissimo poter vedere Venezia da questa visuale e siamo proprio a, credo, poche decine di metri dalla Basilica. Come forse sentite, le campane suonano a festa proprio perché è un momento importante in cui il Patriarca rivolgerà anche il suo saluto alla città. Ha già benedetto il ponte e la città di Venezia. Il Patriarca, sono state proprio le sue parole le prime ad aprire questa festa, e ci stiamo avvicinando alla Giudecca, dove c'è già un discreto numero di fedeli che sta aspettando proprio il attraversamento da parte delle autorità. Sentite probabilmente le campane che suonano a festa, perché Venezia sta rinnovando il rito del Redentore. Adesso il corteo si è fermato un momento, un cenno di saluto, e il gonfalone della città
di Venezia sta venendo avanti, segno che il cammino è ripreso, è ripartito. Possiamo anche dire, Marta, che come ho già avuto modo di ricordare nel precedente collegamento, domani mattina alle 10 ci sarà un iniziativa importante per chiedere la liberazione di Alberto Trentini. Se non ti restituisco in linea. Ecco, allora grazie intanto Lorenzo per questo collegamento, ci ricollegheremo più avanti nel corso dei nostri notiziari. Ora noi proseguiamo con la cronaca e i momenti di grande commozione che si sono vissuti oggi pomeriggio a Peseggia per i funerali di Davide e Manuela, la coppia morta nell'incidente in moto a Jesolo. Alle 15.30 il rombo dei motori degli amici delle due ruote in sella, le decine di Harley accompagnano in corteo l'arrivo di Davide Magnanini e Manuela Ghezzo, marito e moglie morti nell'incidente stradale mentre erano in sella alla loro Harley alle porte di Jesolo nel pomeriggio di sabato 12 luglio, in circostanze la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. In piedi lungo le navate, anche fuori sul sagrato della chiesa parrocchiale di Peseggia, il suono dei bolidi rotto solo dal silenzio che pesa quanto il dolore. 1000 cuori stretti e volti rigati di lacrime di una comunità il cui strazio collettivo ha superato i confini del paese e che si stringe attorno a quello devastato della famiglia, con i figli Simone, 30 anni, in camicia bianca, e Federico, 25, in nero, in piedi di fronte alle bare dei genitori. In chiesa i fiori, tanti, semplici, di girasole, rose rosse e fiori bianchi, avvolgono i due feretri come in un ultimo abbraccio, quello che i figli, Simone prima e Federico poi, hanno testimoniato dal pulpito con la voce rotta dall'emozione. Ci avete testimoniato anche un modo di amare profondo e autentico, capace di costruire una famiglia da sempre legatissima. Un amore che ci voleva vicini a tutti i costi, quando rientravi con il camion la sera. Passando davanti a casa, suonavi le trombe per far sapere a noi e a mamma che eri finalmente tornato. Noi oggi faremo la stessa cosa. Non dimenticheremo mai la vostra gentilezza, la vostra presenza che sapeva scaldare anche le giornate più buie. Così Don Renato, il parroco, nel pomeriggio a Peseggia non ha solo pianto, ha promesso di ricordare. Quindi credo che questo sia proprio il momento del dolore, del silenzio e di lasciare che poi le cose, le persone e le istituzioni preposte ricerchino la verità. E di continuare a parlare di Davide e Manuela ogni volta che il cuore lo chiederà. La verità per i figli noi non possiamo saperla. Speriamo che la giustizia faccia le sue indagini, le sue cose, però diciamo sempre abbiamo perso due persone meravigliose. Andiamo a salutarli e accompagnarli all'ultimo viaggio suo. Ciao Davide, ciao Manuela. E domani alle 11 a Miraporte, nella chiesa di San Marco Evangelista, l'ultimo saluto a Jenny Corrò, l'artista che colorava il mondo. I funerali di Jenny Corrò, celebre body painter originaria di Mira, si terranno sabato 19 luglio alle 11 presso la chiesa parrocchiale San Marco Evangelista di Miraporte. Jenny, 41 anni, si era distinta a livello nazionale e internazionale in quell'arte che era diventata la sua passione più grande, certamente dopo l'amatissima figlia di 15 anni, tanto da conquistare posizioni di rilievo nelle diverse competizioni che aveva preso parte, comprese le specialistiche di belly painting e special effects make-up, i trucchi con cui abbelliva e vestiva di fatto il corpo umano, letteralmente dalla testa ai piedi, compreso il pancione della dolce attesa delle future mamme. Il male che l'ha portata via ha i suoi effetti, diagnosticato soltanto 3 mesi fa.
Noi avevamo anche avuto il piacere di conoscerla per le sue attività, insomma un grande talento nella pittura, nell'arte, ed è veramente una vicenda che ci ha lasciato tanta amarezza, e quindi siamo veramente dispiaciuti e addolorati, e saremo presenti come amministrazione anche ai suoi funerali. Un destino avverso, il suo, tragicamente intrecciato con quello del padre Claudio, anche lui venuto a mancare sempre per un tumore 7 mesi fa, lo scorso dicembre. Un'anima luminosa, generosa, capace di portare bellezza e colore ovunque andasse. Il messaggio di cordoglio della comunità di Mira, che la saluta ricordandola con grande affetto e che si stringe nel dolore di questa grave perdita con l'abbraccio più forte alla figlia, ancora minorenne. Io posso solo fare un augurio a questa ragazza di conservare un ricordo di una mamma veramente molto attiva, preziosa, che ci dava sempre un obiettivo, ecco. Dopo gli esiti degli esami tossicologici su Alex Marangona, la Procura di Treviso si appresta a modificare il capo di reato da omicidio volontario a morte in conseguenza di altro delitto. Un fascicolo senza indagati, almeno per ora, ma è una questione di tempo. Nel mirino della procura potrebbero finire presto gli organizzatori del rito sciamanico, Andrea Zuin e la sua compagna, e i 2 curanderos che si allontanarono poco dopo la scomparsa di Alex Marangon, Sebastian Castillo, esperto di erbe e pozioni amazzoniche, e il musicista Johnny Benavides. Dunque, non più omicidio volontario, ma morte in conseguenza di altro reato. Come famiglia però chiediamo che a questo punto, siccome poi è chiaro oggi quello che abbiamo sempre sostenuto, cioè che Alex non fosse un assuntore abituale di sostanza stupefacente e che in quella invece circostanza poi ci sono altre cose che vedremo quando avremo l'accesso al fascicolo di poter confermare, ora non posso farlo, comunque in quella data lì, perlomeno in quella data lì, in quel posto lì abbia preso questa sostanza, è una cosa che a questo punto non può scivolare sulla pelle di nessuno. Gli esiti degli esami tossicologici che confermano la presenza nel sangue di Alex Marangon dell'ayahuasca ora aprono un nuovo scenario ed altre domande. Chi l'ha portata alla cerimonia sciamanica all'abbazia di Vidor e chi ha dato questa sostanza psicotropa al 25enne? Quella notte terribile tra il 29 e il 30 giugno il ragazzo sarebbe andato completamente in uno stato di allucinazione perché l'ayahuasca potrebbe aver interagito con la cocaina presente sempre nel corpo della vittima. Un mix fatale che potrebbe averlo fatto staccare dalla realtà. A questo punto, come dicevo ieri a qualche suo collega, l'indagine deve prendere una piega diversa, nuova, un'accelerazione importante, perché se Alex va capito se solo Alex, perché anche là ci aspettiamo che gli esami siano compiuti anche sugli altri partecipanti, ha assunto questa sostanza e qualcuno gliel'ha data lì. La verità è quanto ha chiesto sempre la famiglia di Alex, verità su quella notte quando il figlio è scomparso nel nulla, ritrovato in una secca del Piave a Ciano del Montello 3 giorni dopo. Le indagini dunque si potrebbero indirizzare verso chi ha ceduto la sostanza psicotropa al 25enne, che poi potrebbe aver provocato la caduta del giovane dal terrazzo dell'abbazia. Fra le domande, perché solo Alex ha avuto una reazione tanto grave quando i partecipanti al rito erano circa una ventina? Resta ancora un giallo, quello di Alex, con poche risposte e tanti, troppi interrogativi. Bisogna intervenire al più presto per tutelare turisti ma anche lavoratori. All'appello della CGIL all'indomani dell'aggressione all'imbarcadero di San Zaccaria. Non solo utenti, ma anche lavoratori sempre più spesso vengono colpiti da episodi di aggressione. Non è la prima volta che lo denunciamo. La denuncia arriva all'indomani dell'aggressione sull'imbarcadero di fronte all'Hotel Danieli a San Zaccaria, quando un turista spagnolo ha iniziato a gridare che gli avevano rubato il portafoglio. A quel punto la famiglia si è guardata intorno, notando un uomo dal fare sospetto e convincendosi che fosse un borseggiatore.
quindi l'hanno bloccato in un angolo, mentre nel frattempo sono giunti in soccorso anche 2 gondolieri. Ai carabinieri, intervenuti sul posto poco dopo, spetta ora il compito di chiarire se a picchiare il presunto borseggiatore sia stato uno dei familiari del turista spagnolo o uno dei 2 gondolieri, così come va accertato se effettivamente sia stato proprio quell'uomo a rubare il portafoglio. E intanto dal sindacato però arriva l'ennesimo appello. Servono maggiori politiche di controllo e prevenzione per la sicurezza di lavoratori e utenti che non possono ritrovarsi ad uscire di casa e non avere garantita la propria sicurezza. Per noi della FILT la sicurezza è e rimarrà sempre un punto fermo. Non ci sarà merce di scambio, si deve intervenire subito. Fermate nell'ultima riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica le zone rosse nei punti considerati più sensibili tra Venezia, Chioggia e Jesolo. Si parla in particolare degli eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni, a partire dalla Festa del Redentore a Venezia, in occasione della quale saranno replicate le misure di sicurezza già disposte a Carnevale e a Pasqua. Lo stesso vale per Jesolo e Chioggia Sottomarina, dove nel weekend l'affluenza di visitatori cresce considerevolmente. Le zone rosse saranno attive quindi dal 18 al 20 luglio e poi dal 25 al 27, dal 1 al 3 agosto e dall'8 al 18 di agosto prossimi. La Giunta Comunale di Venezia ha adottato il piano urbanistico attuativo che consentirà al vecchio nosocomio dell'ospedale al mare abbandonato e chiuso dal 2003 di diventare un parco tecnologico per la ricerca scientifica. Approvato in Giunta il piano urbanistico attuativo dell'area dell'ex ospedale al mare. Tra poco quindi ci saranno tutti gli strumenti urbanistici per procedere con i lavori. La definizione di questo piano avverrà a settembre e quindi da quel momento in poi si potrà partire con i lavori. Una grossa svolta per il Lido di Venezia, una riqualificazione in un'area degradata e tutto questo grazie sicuramente al privato ma all'intervento del Comune che ha voluto fortemente questo progetto. Decolla finalmente il progetto di riconversione e rilancio dell'ex ospedale al mare Lido di Venezia, grazie al magnate e imprenditore tedesco Frank Gotthard, uomo di grandi visioni, innamorato del Lido di Venezia, dove ha anche preso casa. Il glorioso ex nosocomio, chiuso e abbandonato dal lontano 2003 senza più alcuna funzione, diventerà un parco tecnologico ultramoderno dedicato alla ricerca scientifica e farmaceutica. La Giunta Comunale ha approvato il piano urbanistico attuativo dell'intervento. Probabilmente così già da novembre di quest'anno potranno essere aperti i primi cantieri. L'imprenditore Emiliano Biracu, che sta sostenendo un importante master alla Scuola di Comunicazione Politica di Howard in America e ha tanti progetti in serbo per il Lido, commenta così questa svolta. Parliamo di un'area simbolica che per troppo tempo è rimasta ferma in uno stato di abbandono e incertezza. Vederla oggi al centro di una progettualità che punta su medicina, tecnologia e ricerca è un segnale incoraggiante, non solo per la riqualificazione fisica di un luogo storico, ma per l'idea di un Lido che può tornare a giocare un ruolo attivo nel futuro della città. Saranno previsti circa 600 nuovi posti di lavoro, forse anche più, solo sull'ex ospedale al mare. Puntare su cultura, salute e innovazione come leva per una rigenerazione autentica e per un futuro più equilibrato e sostenibile del Lido è la vera via maestra. Ed è questo l'ultimo servizio per l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Continuano naturalmente a Venezia le celebrazioni per l'apertura del ponte votivo che dà il via di fatto alla festa del Redentore. Ci ricollegheremo più avanti con i nostri inviati. È tutto dunque per questa edizione. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo sul nord-est con il nostro meteo. Arrivederci.